Grazie, grazie e buongiorno a tutti. Non vi nego che intervengo con un po' di imbarazzo a questo Consiglio. Tutti noi ci eravamo dati questo appuntamento per parlare del programma elettorale come giustamente deve essere, però altrettanto vero, e lo ha un po' anticipato in apertura il Presidente del Consiglio, che noi oggi apriamo un Consiglio regionale in presenza di un danno catastrofale, di una catastrofe che ha attanagliato una parte, diciamo, uno dei cuori pulsanti del Veneto e che penso ce l'abbiano già tutti, no? Rusante sarà un mese che studia Beh, aspettiamo che distribuiscano, grazie. Grazie. Sì, dicevo, non si può intervenire in un Consiglio che poi l'Assemblea, che rappresenta questa Assemblea, tutti noi rappresentiamo il Veneto in un momento di così grande difficoltà e non ricordare quello che comunque è stata ed è una tragedia per noi veneti, ma rappresenta, se volessimo vederlo fino all'aspetto più particolare, rappresenta comunque un limite della progettualità, della programmazione, comunque è parte integrante in una discussione di un programma che va a toccare i punti salienti di tutto quello che accade in Veneto, di quello che il Veneto ha bisogno. Allora, noi sappiamo che mercoledì scorso è accaduta questa catastrofe, perché tale è in Riviera del Brenta, questa che qualcuno aveva definito nelle prime ore, ma giustamente tutti noi la chiamavamo tromba d'aria, poi si è rivelato un vero e proprio tornado di 350 km all'ora, una devastazione tipica dei grandi tornado che noi conosciamo solo a livello televisivo. Forse qualche volta è accaduto in Veneto, si dice che negli anni 30 forse il Montello ha avuto un tornado e quindi un fenomeno atmosferico a questi livelli. I dati comunque che ci consegna questa tromba d'aria che si trasforma da subito in quelle ore in un tornado sono dati inquietanti. Un morto, l'abbiamo ricordato prima, una persona che stava transitando in una strada in quel di Porto Menai e che è stata ritrovata ovviamente priva di vita dopo qualche ora all'interno di un vivaio devastato, dove si sono accorti che c'era quest'auto sotto una catasta di alberi, di legni, di lamiere arrivate, e quindi questa persona che ha perso la vita, ma anche 92 persone ricoverate, un codice rosso, ancora 6 o 7 cittadini ancora ricoverati, e una devastazione totale. Io ho avuto informazione già dai primi istanti, penso dopo pochi minuti dai fatti, visto e considerato che ero in contatto con il dottor Rosi, che è responsabile del 118, e ne venne fuori da subito il dottor Rosi nell'avvisarmi, dice: guarda, c'è stata una tromba d'aria, ma i conti non tornano, perché abbiamo un sacco di chiamate, sembra che ci siano tanti feriti, e per prudenza abbiamo inviato una ventina di ambulanze e anche i 2 elicotteri. La telefonata successiva fu quella della presentazione di una situazione devastante, l'impossibilità di raggiungere i territori, le strade ovviamente non sgombre, piene di detriti, di auto ovviamente distrutte da questa tromba d'aria, e lo scenario purtroppo che si è presentato ha dato poi una contabilità tragica. Noi rappresentanti dei veneti democraticamente eletti un mese fa dobbiamo rilevare oggi che siamo di fronte oltre a questo bilancio triste del morto e 92 feriti, a oltre 500 abitazioni danneggiate, delle quali almeno un centinaio inagibili e quindi da abbattere e da ricostruire, e forse 250-300 autoveicoli da rottamare, e poi tutta una serie di attività che hanno fermo produttivo, attività commerciali, piccole attività imprenditoriali, e soprattutto un danno economico che riguarda l'intero territorio, perché voglio anche ricordare che se da un lato questo territorio voglio ricordare, è il distretto industriale del Calzaturiero, quindi anche con una visibilità di levatura internazionale, dall'altro stiamo anche parlando di un territorio che
Noi amavamo ricordare come il territorio della Riviera del Brenta, e ricordiamo come il territorio della Riviera del Brenta, delle Ville Venete, dell'houseboat, che con i turisti che vi transitano. Oggi tutto questo non è possibile, e penso che l'elemento simbolo di quello che è accaduto oggi sia rappresentato a pieno titolo da quella villa, da quella che era Villa Toderini Fini Piva, che è stata letteralmente distrutta, rasa al suolo, e che ci consegna uno scenario, ma del resto questo scenario lo vedrete. Vi ho fatto preparare un dossier con un centinaio di foto, peraltro sono stati bravi i tecnici della Protezione Civile, ringrazio anche l'assessore Bottaccin, che è stato tra i primi a raggiungere quella sera il territorio. I tecnici della Protezione Civile sono presi anche la briga di andare a consultare Street View, e quindi danno una foto degli edifici prima della tromba d'aria e poi post tromba d'aria, quindi vi rendete conto, ma soprattutto anche dalle foto aeree, della totale devastazione. È una devastazione che in Villa Fini la si vede fino in fondo, perché la villa non esiste più, punto, c'è altro da aggiungere. E quell'appello che ho fatto da subito a tutta la comunità, e devo ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato. Ricordiamo i ragazzi, che io ho definito gli angeli di macerie, perché i ragazzi delle scuole superiori sono stati tra i primi a raggiungere i territori, quei ragazzi che spesso noi ricordiamo, abbiamo ricordato anche durante la campagna elettorale, questa società, questa parte buona della società veneta, della quale spesso non si parla, e vedere questi ragazzi di seconda, terza superiore, della quarta, essere lì, ovviamente quelli di quinta no, perché il tema, immagino, degli esami, vabbè, che si sono anche conclusi, ma insomma ho visto dei ragazzi, ne ho visti tanti, e penso che questo sia un grande segnale. E ho sentito da subito il giovedì mattino, penso alle 7:30 o giù di lì, insomma poco prima delle 8, il Presidente del Consiglio, che in maniera tempestiva mi ha chiamato, ha portato ovviamente la vicinanza del governo, le condoglianze, perché già c'era la notizia quella mattina, per la verità c'era la notizia di 2 morti, chiariamo anche questa vicenda, c'era il secondo morto, ma è una persona che ha perso la vita sulla Romea in un incidente stradale, è entrato in una contabilità triste, che è la contabilità cruda dei numeri di questo tornado. Il Presidente del Consiglio ha portato la vicinanza, ha garantito, e lo ha fatto anche in altre occasioni, ho visto dei giornali anche chiamando i sindaci nelle scorse giornate, ha garantito la vicinanza del governo. Noi da subito abbiamo decretato lo stato di emergenza, vi do già notizia, ho sentito questa mattina la Protezione Civile Nazionale, che peraltro già il venerdì mattina era presente, quindi dopo 48 ore era già presente per i sopralluoghi, perché dobbiamo dirlo, avendo affrontato più eventi catastrofali, uno dei primi problemi che abbiamo noi veneti è che siamo molto celeri nel pulire i cantieri della distruzione, e finisce che arrivano da Roma e ci dicono dov'è il problema. L'ho vissuto con l'alluvione, e tant'è vero che la Protezione Civile, sapendo questo, devo anche dirlo, la Protezione Civile Nazionale, che ha dato la totale piena collaborazione, sia il dottor Curcio che il dottor Borrelli, che è il vice nazionale, sapendo questo ha accettato di venire da subito, quindi dopo 48 ore c'è stato il sopralluogo, e c'è la possibilità ovviamente. Noi abbiamo inviato già le prime relazioni, il danno, ve lo dico, già spannometricamente questo blocco di marmo che stanno tentando di scolpire per capirne l'essenza, ci dà già un risultato che balla attorno ai 100 milioni di euro di danni, ma lo potete fare anche voi in maniera spannometrica, 50 abitazioni, 500 abitazioni, se ci mettete anche 100.000 euro ad abitazione, considerando che 100 verranno abbattute, capite già che sono già 50 milioni di euro di primo danno. E ho parlato questa mattina con la Protezione Civile, e c'è già l'impegno nel primo Consiglio dei Ministri utile, oggi è anche la giornata del no Grexit, e quindi di tutta la vicenda dell'Eurogruppo, quindi appena torna il Presidente del Consiglio, il primo Consiglio utile, immagino nelle prossime ore, si dichiarerà anche lo stato di emergenza a livello nazionale. Questo è un passaggio fondamentale, perché per noi significa entrare nella procedura del vero grande evento catastrofale. A questo punto, dopo la prima dichiarazione dello stato d'emergenza del Consiglio dei Ministri, ci sarà parallelamente un primo stanziamento che riguarderà le opere di somma urgenza, quindi le pulizie, gli abbattimenti, insomma ripristinare lo stato dei luoghi senza avviare la ricostruzione. Dopodiché si va alla contrattazione sulla base di una sorta di preventivo di spesa dei danni catastrofali che abbiamo reali, e da rifondere ai cittadini, agli enti pubblici e alle imprese,
e lì si andrà a negoziare brutto termine, si cercherà di trovare la quadra assieme al governo attingendo dal Fondo Nazionale della Protezione Civile. Questo è quello che stiamo facendo. Da parte nostra, come Regione del Veneto, non voglio dire come Giunta, perché questo penso sia uno stanziamento che deve essere accreditato ad ognuno di voi. Abbiamo già stanziato 3 milioni di euro per le somme urgenze e altri 3 milioni di euro che sarà possibile avere in maniera repentina se il Consiglio regionale accetterà, ma immagino di sì, di affrontare questo disegno di legge che noi abbiamo già approvato nella Giunta di lunedì, che va a prelevare altri 3 milioni che non avevamo sostanzialmente, perché dal fondo di riserva siamo riusciti a prelevarne solo 3, il che vuol dire che vi chiedo anche, lo chiederò in maniera particolare a tutti voi, ma in maniera particolare al Presidente Finozzi, di poter dar corso in velocità a una convocazione della Commissione, la potrei quasi ritenere una formalità questa approvazione. Mi sento anche di leggere il pensiero di tutti voi e di fare in modo che i nostri siano fino in fondo 6 milioni di euro, anche perché con questo disegno di legge di variazione i 6 milioni ce li abbiamo. Resta il problema, il grande problema di un Veneto che è sempre sollecitato da questi eventi catastrofali che non sono dell'ultimo minuto, perché io mi sono fatto fare anche un'indagine storica su quello che è accaduto in Veneto. Magari molti non si ricordano più che 6 anni fa a Vallà di Riese ci fu una devastazione simile, molto più circoscritta, molto più puntuale, direi quasi chirurgica, fra l'altro interessò una zona agricola, quindi ebbe meno risonanza perché non attaccò i centri urbani, però anche lì quella volta furono stanziati, io ero ministro, furono stanziati 10 milioni di euro per ristorare i danni. La grande preoccupazione che noi abbiamo tutti assieme ai sindaci, che ringrazio perché i sindaci si sono dimostrati di avere sentinelle nel territorio e sono stati presenti, e parlo dei sindaci di Pianiga, di Mira e di Dolo, assieme ai sindaci c'è il grande tema del patto di stabilità. Dico queste cose perché poi ognuno di voi ha modo di aiutare i veneti con i propri canali politici, con le proprie conoscenze, e parlo in particolar modo ai gruppi politici che sono qui, è ovvio. Il patto di stabilità da un lato, cioè avere risorse e non poterle investire nel recupero dei fabbricati è un problema. Il fermo del pagamento delle tasse, quindi di tutto quello che sono gli oneri fiscali, almeno per 6 mesi come accade di solito, ma penso che sia una misura peraltro che sarà già contemplata nella dichiarazione dello stato d'emergenza, e poi infine una battaglia che dovremo fare tutti assieme, perché da Monti in poi si è introdotto un principio che io non condivido, che è quello, per tutta una serie di necessità che capisco che sono quelle di far quadrare il bilancio pubblico, che è quello di dire che lo Stato interviene per recuperare i beni pubblici, il che vuol dire che privati e imprese dovrebbero restare fuori. Non è accaduto nella nostra alluvione 2010 e io sono sicuro che con l'aiuto di tutti voi riusciremo a far sì che anche per questa vicenda che ha dell'inverosimile, che non è... penso che entrerà negli annali aver avuto un tornado che ha creato tanta devastazione, ci possa essere un aiuto alle tante persone che noi tutti abbiamo incontrato, molti con le lacrime agli occhi, che comunque io ho incontrato pensionati e dicevano la casa è distrutta e ho una pensione di 300 euro al mese e non so cosa fare. Penso quindi che l'aiuto di queste persone passi attraverso un dispositivo a livello nazionale che ci permetta di intervenire sui privati in maniera assolutamente poderosa. In generale noi abbiamo un territorio che è colpito, l'anno scorso sono stati 32 eventi catastrofali, piccoli o grandi che siano, ma comunque abbiamo avuto una trentina di eventi che hanno messo in crisi il nostro sistema. Allagamenti, alluvioni, trombe d'aria, l'evento sismico del Polesine e molto altro ancora. E noi abbiamo la necessità di pensare che a livello Veneto, e questa è una riflessione che pongo a tutti voi, penso che ci siano delle cose che la maggioranza deve fare da sola e deve assumersi la responsabilità di quello che fa, e altre cose sulle quali la condivisione deve essere totale. Io penso che sia giunto il momento nel quale, senza fare sconti a Roma, chi che sia il governo nazionale, senza fare sconti a Roma, perché le tasse le paghiamo, però è altrettanto vero che un pensiero rispetto a un fondo contro i danni catastrofali Veneto lo dobbiamo iniziare a fare, il che ci permette di pensare a una sorta di fondo mutualistico dove comunque
nei micro danni catastrofali, la tromba d'aria circoscritta, l'alluvione o altre cose del genere, dove ci possa essere un contributo mutualistico da parte di tutti i veneti che dia vita a un fondo che noi utilizziamo e nel momento in cui non fosse utilizzato dedichiamo a realizzare opere a tutela del dissesto idrogeologico. E proprio per questo vi dico che nel nostro programma, inizio a parlare del programma, e quanto ho? 20 minuti? Sì, ma faccio veloce comunque. Ma no, cioè non mi sembra il caso, anzi penso che ormai le mie idee le conosciate già, anche l'altra volta ne ho parlato, qualcuno le conosce anche di più perché ci siamo confrontati per mesi. Però penso che sia fondamentale nel momento in cui parliamo dei danni catastrofali entrare a piè pari nel nostro programma. Noi abbiamo scritto in queste 183, 86, quello che sono pagine di progetto di governo, 157 scusate, abbiamo scritto a chiare lettere che il futuro della infrastrutturazione del Veneto non è quella di pensare ai nastri d'asfalto, non è quella di pensare e progettare ancora nuove opere viarie, ma è quella di pensare di istituire e identificare delle priorità che siano rappresentate ad esempio dalle grandi infrastrutture a tutela del dissesto idrogeologico, i grandi bacini, la messa in sicurezza dei nostri bacini idrografici, la messa in sicurezza che so del Piave piuttosto che del Bacchiglione, dell'Alpone, insomma tutti quei progetti che noi abbiamo. Vi ricordo che già nel nostro programma li sta seguendo l'assessore Bottacin, abbiamo tutta una serie di opere idrauliche che comunque abbiamo messo in cantiere, Pradei Gai, Caldogno, l'ampliamento di 100 ettari di Montebello, Muson dei Sassi, la Colomberetta sul bacino idrografico dell'Alpone, quindi a Monteforte d'Alpone, Viale Diaz e Vicenza, tutta una serie di opere che comunque ci aiutano a mettere in sicurezza il Veneto. Ovvio che questa è una vera sfida. Noi ereditiamo comunque una regione, o meglio l'abbiamo ereditata nel 2010, dove da 80 anni non si realizzavano più grandi infrastrutture idrauliche e questo ci manda non poco in difficoltà. Ovvio è che dobbiamo sempre avere il pensiero fisso sul fatto che l'uomo non può vincere in maniera assoluta contro la natura, però una percentuale di sicurezza maggiore ai nostri territori la dobbiamo garantire. Se voi pensate l'alluvione 2010, io fortunatamente o sfortunatamente mi sono trovato ad essere commissario per l'alluvione, è avvenuta non per i sormonti arginali, non è avvenuta perché i fiumi sono usciti dagli argini, ma è avvenuta perché 32 argini si sono rotti, perché poi il paesaggio del Veneto è un paesaggio dei fiumi pensili, cioè noi abbiamo i fiumi che sono più alti, il loro letto è più alto del piano campagna e quindi se ci pensate un po' l'immagine della campagna veneta è quella dell'argine, ogni tanto vediamo degli argini. Questi argini contengono i fiumi, se non ci fossero gli argini avremmo dei laghi, gli acquitrini, ma questi argini hanno bisogno di manutenzione. Noi nel 2010 abbiamo un argine che è letteralmente traslato sul piano campagna, cioè si è rotto e ha aperto un varco per fuoriuscita del fiume. Abbiamo necessità di monitoraggio, di manutenzioni, di messa in sicurezza e anche di creare nuove opere a tutela del dissesto idrogeologico. Per cui io penso che già nel nostro bilancio, nel previsionale 2016, introdurremo il principio per cui la grande idea delle infrastrutture sarà quella delle opere ovviamente a tutela del dissesto. Abbiamo un progetto che portiamo avanti, un progetto che vale 2 miliardi e 700 milioni di euro, è il famoso piano del Paus che vogliamo peraltro aggiornare, ve lo aggiungo, vi aggiungo anche questo perché con il professor Dal Paus abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata, ho avuto modo di parlarci personalmente, ma ci ha parlato anche l'assessore Bottacin, c'è la necessità di fare degli aggiustamenti anche alla luce di quello che già abbiamo in cantiere progettato, ma anche quello di pensare che i veneti non debbono star lì continuamente ad essere collegati con i siti per la previsione del tempo per capire se arriva un colpo d'aria più forte piuttosto che un'acquazzone o quant'altro. Noi lo dobbiamo capire questo, riconosciamo che molti errori sono stati fatti nei territori, pensate alla cementificazione, a tutto quello che è accaduto, però oggi noi siamo chiamati a guardare avanti, non risolviamo i problemi parlando semplicemente di cementificazione e altre cose, perché non è che possiamo divorare insediamenti urbani, insediamenti produttivi e soprattutto diciamolo che sono quegli insediamenti che hanno permesso l'occupazione, hanno permesso a questo Veneto comunque di farsi grande e di poter dare anche risposte migliori e qualitative ai propri cittadini. Quindi rispetto all'infrastrutturazione voglio ricordare che se da un lato l'infrastruttura materiale è rappresentata da
da questo, dall'altro tutto quello che è l'infrastruttura immateriale, e ne abbiamo parlato in più occasioni, che è rappresentata dalla banda larga, dalla banda ultralarga, da tutto quello che è rappresentato ad esempio dalla wifi regionale. Abbiamo messo nel nostro progetto e nel nostro programma. E poi voi vedete che in maniera abbastanza molto puntuale nel nostro programma, nelle sintesi ci sono un po' tutte le azioni che vogliamo portare avanti. Io vi volevo parlare dell'altro punto invece sul quale ovviamente ci confronteremo, e so che il vostro pensiero va assolutamente in quella direzione, che è quella della grande sfida del lavoro. Noi chiudiamo in questo momento con una performance interessante che è del 6,7%, se non sbaglio la miglior performance nazionale, mi ricorda sempre l'assessore Donazzan, che è riferita ai dati nazionali che ci dicono che veniamo solo dopo Trento e Bolzano, i quali per ovvi motivi sono fuori classifica, sono fuori parametro. Siamo seguiti a ruota dall'Emilia Romagna e abbiamo un riferimento, un benchmark nazionale che vale 13,4, che è rappresentato dalla disoccupazione a livello nazionale. I giovani sotto i 30 anni da noi in Veneto non trovano lavoro per il 23%, 43% a livello nazionale, e noi sappiamo che su questi fronti dobbiamo lavorare. Penso che qui ci vorrà l'impegno di tutti. Noi abbiamo un sacco di progettualità, l'alternanza scuola-lavoro, il tema di dare una riqualificazione ulteriore, un accreditamento ulteriore al tema della formazione professionale. Abbiamo 20.000 ragazzi che comunque rappresentano questo modello, che è un modello vincente, visto e considerato che anche il tasso di occupazione di quant'è? 70% dei ragazzi che escono dalle nostre scuole di formazione professionale peraltro assolvono l'obbligo formativo andando alla formazione professionale, ma dobbiamo anche ricordare quel piano straordinario del lavoro che vale 764 milioni di euro, che sono fondi sociali europei, sui quali devo dire, anche alla luce dei ragionamenti che abbiamo fatto in campagna elettorale, che io non considero solo l'occasione per un confronto muscolare per vedere chi ha la percentuale più alta, ma anche un'occasione per confrontarsi sulle idee. Ho visto che su tutti i candidati con i quali mi sono confrontato condividevano l'idea che il punto di partenza sia assolutamente rappresentato da questi 764 milioni di euro, che poi andremo a declinare lì, magari ci confronteremo sul fatto che questo piano straordinario del lavoro ci deve permettere, noi l'abbiamo scritto, ad esempio di garantire un'occupazione entro 6 mesi. Questo è l'obiettivo che ci vogliamo dare. Poi ognuno di voi, ognuno di noi ha declinato come ha voluto questa idea del piano straordinario, ma l'obiettivo comune ce l'abbiamo, che è quello che i nostri veneti non vadano a peregrinare per anni a suonare i campanelli delle aziende, ma si pensi che ci siano dei progetti di accompagnamento e di soluzione anche di alcuni problemi. Perché se da un lato parliamo dei giovani, ai quali comunque dedichiamo una bella iniziativa che è partita a livello nazionale, che è Garanzia Giovani, noi abbiamo 56.000 ragazzi in Veneto che avrebbero titolo a iscriversi a Garanzia Giovani e 21.000 si sono già iscritti, che garantisce tutta una serie che non vi sto qui a citare, ma se qualcuno volesse poi ve le cito anche, di agevolazioni per le imprese che assumono, di attività di accompagnamento, di formazione e anche di aiuti economici. Dall'altro però abbiamo un'altra categoria di lavoratori che non possiamo dimenticare, che sono rappresentati dagli over 50, da coloro che hanno più di 50 anni, io mi permetto di dire anche più di 45 anni, perché ne trovano sempre più di giovani, che difficilmente riescono a rientrare nel processo produttivo, difficilmente riescono a riqualificarsi, ma che sono quelli che per assurdo hanno più impegni da un punto di vista personale e sociale, sono coloro che hanno in mano la responsabilità di una famiglia, di ragazzi da mandare a scuola e la necessità di avere la certezza di avere uno stipendio a fine mese. Ovvio che qui chiediamo di fare un ragionamento anche a livello nazionale rispetto al tema della gestione degli ammortizzatori sociali e di tutti gli strumenti che si susseguono, perché se da un lato siamo a favore, e questo è scontato, nell'aiutare e nell'accompagnare il lavoratore che sta perdendo il lavoro o dove la sua azienda ha un momento di difficoltà, dall'altro la stabilizzazione a 3, 4, 5 anni degli aiuti ci sembra un po' esagerata rispetto a un mercato che è letteralmente cambiato. Cioè noi dobbiamo confrontarci con un nuovo mercato che parla di Jobs Act, a un nuovo mercato che parla di formazione di alto livello, ma dobbiamo anche confrontarci con un progetto che noi abbiamo scritto sempre nel nostro programma, ad esempio rispetto sempre al lavoro ai giovani, di riportare i cervelli in fuga
qui da noi in Veneto, e non sono solo in fuga rispetto all'estero ma anche rispetto ad altre regioni, a volte capita, e parallelamente incentivare tutto quello che sono i corsi di alta formazione che si possono fare all'estero, perché il Veneto non è che può vivere di chiusura, ma vive di progettualità e di progetti che vogliamo portare avanti con i nostri ragazzi. E dico questo perché da noi passa anche una grande opportunità, questi 764 milioni di euro interfacciati e linkati, usiamo questo termine, con un altro comparto che è quello delle attività produttive in generale, perché se la serranda è alzata c'è qualcuno che paga stipendi e produce, se la serranda è abbassata vuol dire che il sistema implode, e penso che la Grecia ci abbia dimostrato, se forse si può trarre un insegnamento da tutta questa partita della Grecia, è quello che le certezze non esistono più e i conti bisogna averli in regola. Allora noi i conti ce li abbiamo in regola, sulle certezze discutiamo. Ad esempio la certezza sulla quale dobbiamo discutere è mettere assolutamente in rete il tema del lavoro, la formazione e direi anche tutto il tema del sociale, perché comunque a fianco a questi temi ci va poi l'aiuto alla famiglia, l'aiuto agli anziani, l'aiuto alle persone in difficoltà, e anche lì c'è tutta una serie di progettualità che abbiamo enunciato, cioè che vanno dal registro delle badanti a tutta una serie di misure per l'aiuto di coloro che comunque hanno delle persone in difficoltà in famiglia, però dico anche le attività produttive. Guardo l'assessore Marcato perché questo per noi significa valorizzare ancora di più l'iniziativa che abbiamo che si chiama Veneto Sviluppo. Noi abbiamo aiutato 15.000 imprese con 1,5 miliardi di euro, e parlo di leva finanziaria, questo ci ha permesso comunque di essere presenti con i fondi di rotazione, i fondi di garanzia, insomma, tutte le cose che vi vengono in mente. Però è altrettanto vero che se noi riusciamo a fare in modo che questo diventi un circolo virtuoso, riusciamo ancora a essere più competitivi. Io guardo ad esempio con molta attenzione l'SGR, quindi la società che abbiamo creato con Friuli e quindi con la regione Friuli, perché anche lì ci permette di fare sinergie, ne ho parlato in più occasioni con il governatore Serracchiani, e lì c'è la possibilità assieme a questa SGR e le finanziarie regionali di essere ancora più competitivi. Ovvio è che le nostre imprese hanno una strutturazione che è diversa da quella di molte imprese a livello nazionale e internazionale. Il nostro modello di sviluppo non è fordista, non è quello della grande fabbrica, del grande contenitore dove entra la verga di ferro, peggio, o meglio ancora, c'entra la fusione, ci fa la fusione e ne esce un'auto e ti danno le chiavi in mano, ma da noi ogni pezzo di quell'auto viene realizzato da una piccola e media impresa, e quindi noi abbiamo questo distretto industriale diffuso sul territorio dove l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti. È un modello flessibile, un modello che risponde bene alle crisi, ma un modello anche debole perché poco patrimonializzato. Per questo dobbiamo investire sulla finanziaria regionale, dobbiamo investire per fare in modo che queste aziende siano sempre più patrimonializzate, ma dobbiamo investire anche sul fronte della ricerca e dell'innovazione, perché comunque oggi ricerca e innovazione in queste imprese si fa. Qualcuno forse non lo ricorda mai, ma la Regione del Veneto annualmente eroga circa un'ottantina di milioni di euro su milioni di rivoli rispetto alla ricerca e innovazione. Una ricerca e innovazione che è strategica per noi, siamo ancora leader per molti prodotti, ma anche perché crediamo, e questo ve l'ho detto anche l'altra volta, poi mi vado a zittire se qualcuno mi dà deroga di non citare tutti i settori, agricoltura, turismo, sanità, eccetera. Sulla sanità una cosa ve la dico però. E queste strutture, dicevo, fanno ricerca e formazione, però con una visione che ancora resta strategico, ve lo dicevo la volta scorsa, nel Consiglio scorso, resta strategico il tema della manifattura. E qui dobbiamo essere d'accordo tutti però su un obiettivo. Noi non vogliamo abbandonare la manifattura del Veneto. Non facciamo parte di coloro che pensano che il tema della manifattura sia un tema ormai obsoleto che non dia più chance al Veneto. Non è che noi abbiamo una visione da Marcord, antiquata, poco progressista, che guarda poco al futuro. Noi sappiamo che la manifattura è una manifattura di qualità, non è un caso che i veneti dopo un tornado si riversino sopra i tetti delle case e come le formiche ricompongano tutte le parti ammalorate delle loro abitazioni, perché ce l'abbiamo nel sangue l'idea di utilizzare le mani e l'ingegno. Da noi escono i prodotti di alta qualità. E penso che noi stiamo pagando oggi anche il conto di un errore che si è fatto negli anni, che era quello di aver accoccolato l'idea che qui restavano le business unit, restava la logistica, le commerciali, ma poi la scarpa te la potevi andare a produrre in Indonesia, in Estremo Oriente. Oggi i progetti
e ve lo dicevo la volta scorsa, di rinazionalizzazione della manodopera sono una realtà anche in Europa. Se da un lato ci aiutano le scelte governative a livello nazionale, dall'altro dobbiamo essere noi pronti a rispondere sull'ammodernamento, sulla patrimonializzazione delle nostre aziende e con strumenti innovativi rispetto al lavoro. E questo penso sia assolutamente, prioritariamente quello che dobbiamo fare. E chiudo e resto a disposizione se qualcuno volesse sentir parlare di altri comparti, perché sennò rischierei di stare qui tutto il giorno e non mi sembra corretto. E con la sanità per noi è un obiettivo irrinunciabile. Siamo disposti a confrontarci fino in fondo. Penso che se c'è una cosa che possiamo considerare per tutti dogmatica è che sulla sanità non si transige. Non c'è casacca politica, non c'è visione ideologica, ma c'è la sanità. E alla fine del testo che troverete della sanità, nelle 157 pagine, troverete scritte, ma quasi alla fine della pagina, liste d'attesa zero. Riavvolgerei il nastro partendo da lì. Cioè noi abbiamo una percezione oggi della sanità del Veneto che è chiara. Ti curano bene, perché nessuno mette in discussione la qualità delle cure, della trapiantologia, di tutto il tema che conoscete meglio di me, delle patologie rare, di innovazione tecnologica e delle professionalità. La parte sulla quale noi dobbiamo ancora investire è sicuramente rappresentata dal fatto della prima parte, che è quella dell'accoglienza, dell'accettazione, che è quella della gestione delle liste d'attesa, che è quella di tutta una serie di rivoluzioni organizzative che ci permetterà di essere efficienti. Qui non serve essere della Lega, di Forza Italia, del PD o di 5 Stelle o di che cos'è. Qui serve solo essere veneti, essere orgogliosi del fatto che siamo i numeri uno, continuare ad esserlo, pensare che dobbiamo continuare a investire sulle medicine di gruppo e quindi tessere ancora relazioni e rafforzare questa alleanza con i 4.000 medici di base, pensare che nel progetto che io ho presentato, fra l'altro nei disegni di legge, progetti di legge che ho presentato, la riduzione delle classi di attesa, adesso non so come si chiamino esattamente tecnicamente, comunque i giorni di attesa per le liste d'attesa, passatemi questa imprecisione, saranno di 10 giorni, 30 giorni e 60 massimo, e quindi non andremo più ai 90 giorni e tutte le storie che conosciamo già. Pensare che comunque il tema della prevenzione resti comunque un tema centrale, pensare che comunque il tema della continuità assistenziale dopo la dimissione sia per noi strategico, quindi seguire il paziente, visto e considerato che il nostro tasso di ospedalizzazione, che è di 8 giorni, 7 giorni e mezzo in Veneto, è un tasso di ospedalizzazione che da un lato ci pone nelle statistiche nazionali al pari di molte altre comunità, dall'altro però varrebbe la pena di ricordare che questo dato rettificato ci dà 2 giorni e mezzo di tasso di ospedalizzazione. Perché? Perché noi abbiamo un tasso di ospedalizzazione di 7 giorni e mezzo, ma con delle patologie complesse che altri non hanno, visto e considerato che da qui da noi si riversano tutti quelli che comunque hanno i grandi trapianti, le grandi patologie, qui da noi diamo cura e risposta anche a tutti questi cittadini. Ho presentato, ma è stato un impegno che ho voluto prendermi in campagna elettorale, che poi pongo alla discussione dei signori consiglieri e mi rendo conto che è una scelta difficile, complicata, quindi ascolterò anche il pensiero di tutti voi, l'idea di questa azienda zero, un'azienda zero che vuole diventare una gestione sanitaria centrata e, come si fa nelle migliori aziende, la possibilità di avere un controllo ossessivo della spesa, ma perché diventi efficienza nella spesa, e non è normale avere, che so, costi di forniture diverse da ULSS a ULSS. Penso ad esempio, pensate a una protesi coxofemorale, quindi all'anca, piuttosto che a alcuni farmaci o quant'altro. Sta nelle cose, però noi siamo chiamati a risolvere questo problema. Propongo in questo nostro progetto di legge, propongo l'idea di una ULSS provinciale. E dopodiché ne discuteremo. L'idea però è quella di accentrare le competenze, di fare in modo che sui territori ci si occupi della salute dei cittadini e delle siringhe, dell'acquisto dei farmaci ci sia qualcun altro. E sempre su quest'ottica, e ho chiuso, e perdonatemi se ho un po' splafonato, c'è il tema dell'efficienza di quello che io ho chiamato, il capitolo l'ho chiamato "Scelgo una regione efficiente e trasparente". E vi ho già detto l'altra volta, non voglio farle ingressi a gamba tesa.
penso non sia corretto nel momento in cui si parla dei conti di casa non coinvolgere tutti i membri della famiglia. Sto parlando delle indennità dei consiglieri, sto parlando dei finanziamenti dei gruppi, parlo di molte altre partite che noi tutti conosciamo. Ricordiamo, lo ricordo in maniera ossessiva ogni volta, ricordiamo che questo Consiglio regionale, la nona legislatura, e molti consiglieri sono ancora qui, ha fatto assolutamente un'attività eroica di revisione della spesa, di spending review in maniera bipartisan, trasversale, affrontando temi che altre regioni ancora oggi si sognano. Penso ad esempio a quella del blocco dei mandati. Noi non lo diciamo con orgoglio, ma questa è una regione che ha il blocco dei mandati per consiglieri, per assessori e per il Presidente. Mi aspetto dai consiglieri, e sarebbe un bel segnale, che prima della fine dell'estate arrivasse un progetto di legge da parte del Consiglio, magari con le firme di tutti, quindi parlo ai capigruppo qui presenti, che possa contemplare un po' le istanze, la voglia di risparmio, di efficienza, ma anche di dare un segnale ai cittadini. Io ce l'ho pronto questo progetto di legge, però penso che sia fondamentale che la discussione avvenga dapprima tra i rappresentanti dei gruppi e lo si presenti ai veneti. I veneti si aspettano questo. Per noi non sarà l'inizio di un percorso di spending review, per noi sarà la fine e il giro del palo, perché le attività le abbiamo fatte, forse abbiamo comunicato male, questo lo dobbiamo dire, perché molti ancora si chiedono del tema del blocco dei mandati, molti ancora non sanno ad esempio che da noi il vitalizio non c'è più, siamo passati al metodo contributivo, molti ancora si chiedono di alcune partite che sono ragionevoli in altre regioni da porsi, da noi no, per cui io spero che questo avvenga anche un'attività che faremo assieme, che è quella dell'anticorruzione. Questa è una regione e non è inutile nascondersi dietro al dito, e quando dico regione parlo del territorio dove abbiamo dato il peggio di noi rispetto al tema della corruzione, al tema del malaffare, al tema della malagestio, e penso che sia doveroso che questo Consiglio pulito, mi permetto di dirlo pulito, e questo Consiglio pulito fino a prova contraria, che ha voluto spendersi in maniera assolutamente trasparente durante la campagna elettorale e ne scrivere anche progetti impegnativi sotto il profilo della legalità, assieme faccia un percorso di mantenimento di questo livello di ricerca della legalità, che è un livello che ci vedrà collaborare con le istituzioni principali dello Stato, con l'Associazione Nazionale Anticorruzione, avviando tutta una serie di misure che comunque sono utili anche in un contesto di pulizia che ci siano, perché comunque delle barre di controllo ci vogliono anche nel migliore dei reattori ad alta tecnologia. E penso che questo sia fondamentale, perché il cittadino da noi si aspetta mani pulite, pulizia, legalità e non porcherie. Allora noi tutti siamo arrivati qui con le idee chiare, c'è stato un segno di discontinuità chiaro in questa campagna elettorale. Quante volte abbiamo parlato di questo tema? Parlavamo di più di questo tema che della sanità o di altri temi. Non per colpa nostra, ma ci siamo trovati a parlare di questo tema. Io penso che in questo Consiglio ci siano le personalità e le professionalità per affrontarlo tutti assieme questo problema. Quindi io tendo la mano su alcuni temi che sono quelli della fase conclusiva della spending review, che sono quelli dell'anticorruzione, della legalità, di tutti quei temi che non debbono essere di un partito politico, ma debbono essere corali di tutta questa assemblea. Per il resto io non aggiungo altro, vi ringrazio per la comprensione, per la vicinanza che date a questa amministrazione, in particolar modo sull'evento del tornado mi aspetto l'aiuto di tutti e resto a disposizione di tutti per qualsiasi necessità. Vi ringrazio anche per averci dato modo di convocare quel consiglio quel lunedì, quel consiglio che ci ha permesso di presentare alla Giunta, di essere operativi, per fortuna, anche perché comunque un assessore si è trovato già in mezzo al fango e alle macerie. E vi ringrazio anche se riuscite, Presidente Finozzi, auspico che ci sia la possibilità di vedere subito convocata la Commissione affinché quei 3 milioni di euro possano aggiungersi ai 3 che già abbiamo erogato e quantomeno diamo un segnale che è definitivo anche su quel fronte. Grazie.